Ieri l'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari ha partecipato a Roma alla presentazione di un intervento per contrastare la diffusione del granchio blu a cura del commissario straordinario Enrico Caterino. Il piano ora può contare su un budget di 10 milioni di euro e diventare così operativo, pronto a fronteggiare l'emergenza. Il commissario si è subito confrontato con i territori, la parte pubblica e la parte privata, coinvolgendo le regioni più colpite, tra cui Veneto ed Emilia-Romagna. Il Veneto sta partecipando al tavolo tecnico che è stato istituito appositamente e il piano presentato ieri è il risultato del lavoro fatto. Alla presentazione del piano è intervenuto il ministro Lollobrigida, il ministro Picchetto Fratin e il commissario straordinario Caterino. Presenti, oltre l'assessore regionale al lavoro, ex sindaco di Portoviro, Valeria Mantovan, il prefetto di Rovigo, Franca Tancredi, il presidente della provincia di Rovigo Enrico Ferrarese e i sindaci e gli amministratori dei territori più colpiti, Portotolle, Portoviro, Rosolina. La regione continuerà a dare sostegno al mondo della pesca, ha affermato Corazzari, con altre azioni rispetto a quelle che saranno intraprese dal commissario. La Regione ora è impegnata con i fondi FEAMPA 2021-2027 che mette a disposizione 46 milioni di euro, ma anche con uno studio sul granchio a cura di ARPAV, Veneto Agricoltura e le università di Padova e Venezia. Un altro probabilmente rispetto a quello messo in campo dall'Università di Ca' Foscari di Venezia e dalla Fondazione della Pesca, e che ha avuto anche il contributo da parte della Regione Veneto. L'assessore Corazzari ha anche annunciato la partenza di un nuovo progetto del valore di 1,5 milioni di euro finanziato dai FEAMPA sotto l'egida del commissario, finalizzato alla cattura di esemplari femmine e di giovani granchi per poi utilizzarne gli scarti. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia Viale Stazione 36.